Con le sue canzoni romantiche ma non sdolcinate ha accompagnato chi si amava negli anni 60. Il pianista e compositore Burt Bacharach, che ha studiato con Darius Milhaud ma poi ha inventato il pop, ha sedotto il teatro La Fenice con lo charme della sua musica senza tempo. Ed è stato giustamente un concerto da tutto esaurito, quello che ha portato l'artista americano in laguna al Venezia Jazz Festival 2014. Il pubblico in delirio l'ha tempestato di applausi e lui, minuscolo e sorridente, ha stretto mani e scambiato anche qualche battuta, come nel caso di uno spettatore che con un blitz si è portato al proscenio urlando "Mi ricordo di te" di Tony Bennett. Divertito, Bacharach ha risposto: "Mai lavorato con Tony Bennett". No, I never was with Tony Bennett. Don't make me alright now that I do anything for you. Insomma, a 86 anni suonati, Burt Bacharach, 4 mogli e 4 figli, non perde un colpo. Suona il piano, dirige una band di super musicisti, canta e intrattiene la platea. "Ho un sacco di musica per voi", dice all'inizio del concerto, e non scherza. Senza un attimo di pausa, ecco servite a cascata una quarantina di canzoni, una più bella dell'altra. Successi mondiali come Magic Moments, Baby It's You, che fu rifatta dai Beatles, The Look of Love, la celeberrima Raindrops Keep Falling on My Head, che nel 1970 gli fece vincere un Oscar. Temi indimenticabili che sicuramente ogni spettatore, tornandosene a casa, ha continuato a fischiettare. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit.